Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti ragazzi! Bentrovati alla settima puntata di Io Resto a Casa Show! Applausi, 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 applausi! Oggi è una puntata speciale, Sì, perché speciale. oggi i protagonisti dell'Io Resto a Casa Show saranno dei personaggi ancora più importanti di quelli che abbiamo visto finora. Sarete voi! Oggi ci guardiamo tutti i video che ci avete inviato voi e cominciamo proprio da una sigla vostra! Vai! Sigla! Chiudi la porta e resta a casa con i tuoi fai le tue scorte e mangia in grassa finché puoi. E con i popcorn e i soldi spicci soddisferai tutti i tuoi sfizi e tutti i tuoi capricci. Olè, applausi per questa bellissima sigla! Grazie mille, grazie mille! Allora ragazzi, in mancanza di Paolo Fox in questi giorni in televisione, noi abbiamo un uomo che ci legge l'oroscopo. E vai! Vai uomo dell'oroscopo! Oroscopo! Allora, ciao a tutti e benvenuti su Radio Casa Cirillo. Oggi, signori, leggeremo l'oroscopo. Ariete, rimanete a casa. Toro, rimanete a casa. Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, rimanete a casa. Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci, rimanete a casa. Ciao a tutti! Olè! Grande uomo dell'oroscopo, ascoltiamolo, stiamo tutti a casa. Bene, fra i tanti video che ci avete inviato, ce n'è uno particolarmente interessante. È un uomo che ci fa fare delle riflessioni. Ascoltatelo bene. Dico una cosa, tutti hanno qualcosa da dire, da suggerire per questo coronavirus. Tutti sanno fare solo chiacchiere. Sono tutte chiacchiere. 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 All'Io Resto a Casa Show mancava proprio questa rubrica e voi ce l'avete mandata, signore e signori. Il TG! Edizione straordinaria per i minchioni. Non fate le storie se uscite e Jules. Ah, ma aspetta, ma leva Jack. Non è che tu fai storia e tu ne esci e si più skytti mia. No, non funziona così. Vabbè, adesso è arrivato il momento di ascoltare una canzone. Siete pronti a ballare la canzone dell'estate? Io sì! Ragazzi, follia, follia pura, guardate qua, follia. Amuchina, tutto il giorno in quarantena fino a sera, oh sera, chissà che germi poveretta fino a sera, oh sera, chissà che disinfetterà. Amuchina, amuchina. Allora, In attenzione ragazzi, quarantena. basta! Abbiamo un ospite internazionale, signore e signori. Sylvester Stallone! Ammia. O coronavirus. Non mi fa niente. Altro che mettere mascherina e igienizzare mani. Non ci fa niente. E adesso invece è arrivato il momento di una TikToker. Vediamo questa ragazza come ha preso i decreti di Conte. Vai TikToker! Poniamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari. Avete 2 minuti per fare la spesa. A partire da ora. Va bene, e ora... Io sono innamorata di quest'uomo perché Si supera il lui limite, è si veramente Superman, ragazzi, godetevelo e innamoratevi di lui. Guarda, Superman, diciamo solo questo, Superman. Cucino paccheri con ricotta fresca e funghi. Io resto a casa. Domani sarà la festa del papà. Sì, e cosa si mangia per la festa del papà in Sicilia? Sfinci San Giuseppe! Ma siccome domani, insomma, siccome siamo tutti a casa Sì. e domani non possiamo uscire, tra l'altro manco ci sono i bar aperti. E allora le facciamo noi a casa. Esatto, e chi ce lo fa vedere? Chef Ciccio! Le Sfinge di San Giuseppe! Tutti, oggi in vista della festa di San Giuseppe prepariamo le sfinge. Allora, acqua bollente e versiamo la farina e continuiamo a girare fino a che non diventi un impasto compatto. Quindi, dopo aver fatto bollire l'acqua con lo strutto e un pizzico di sale, procediamo a raffreddare il composto e unire una alla volta le uova. Questo è il risultato del composto lavorato con le uova. Infine abbiamo aggiunto il lievito. Adesso friggiamo, prendiamo un cucchiaio grande, colmo, e lo immergiamo.
Eccole qui le nostre sfinge di San Giuseppe. Ragazzi, e che vi dico? Buonissime le sfinge! Allora ragazzi, finisce questa puntata speciale di Io Resto a Casa Show fatta dai vostri video. Esatto. Mi raccomando, continuateceli a mandare a spiccigram@gmail.com. Ma prima di concludere vogliamo leggervi un messaggio bellissimo che ci è arrivato a proposito di Io Resto a Casa Show. Ci è arrivato questo messaggio: guardo il vostro show con mia nonna e vederla spegnere la TV e ridere guardandovi è gratificante. E vai, allora salutiamo tutti voi e tutte le nonne che ci guardano. Nonne, rimanete a casa, mi Tantissimi raccomando. baci alle nonne! Ci vediamo domani, Io Resto a Casa Show. Sigla! Chiudi la porta e resta a casa con i tuoi, fai le tue scorte e mangia in grassa finché puoi, e con i popcorn e i soldi spicci soddisferai tutti i tuoi sfizi e tutti i tuoi capricci.